Pensiero del giorno, mercoledì 7 agosto. Siamo strumenti di pace. Gesù dice beati agli operatori di pace. Oggi, con tutte queste tensioni, con la guerra che si è scatenata, dobbiamo essere costruttori di pace. Da dove dobbiamo cominciare? Da noi stessi, per noi stessi. Quando sentiamo qualcosa dentro di noi che ci disturba, dobbiamo mettere la pace dentro di noi, perché non sappiamo quali saranno le conseguenze. Siamo già una fonte di tensione se lasciamo che questo qualcosa dentro di noi esploda. E poi nelle nostre famiglie, negli uffici, nelle scuole, costruttori di pace, portate la pace, perché non sappiamo che effetto avrà questo nostro modo di agire. È come quando si getta un sasso nell'acqua. Non si conosce l'effetto benefico. Chissà cosa sarebbe successo se non avessimo agito come costruttore di pace. Chiara Lubich, al Congresso Eucaristico Diocesano, Frascati, 2 maggio 1982. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui,